In corsia 1 parte Martina Franconetti, Team Veneto. Corsia 2 Viola Magoga, Idros. In corsia 3 per Oasi Laura Vicuna, già campionessa giovanile dei 50 e 100 d'orso e Coppa Komen 2017, Martina Biasioli. Corsia 4 ritroviamo per il Circolo Canottieri Aniene la campionessa europea assoluta Margherita Panziera. In corsia 5 Martina Menotti, Vissauro. Corsia 6 Elisa Bernardi, Idros. In corsia 7 Lane 7 Frederick Mertins. E in 8 per il Nottoli Nuoto Elena Buttignol. Partita questa finale, record proprio dell'atleta alla 4, Margherita Panziera, nel lontano 2012, 1 minuto esatto, 60,00. Margherita Panziera alla quarta prestazione all time in Italia in vasca corta in questa gara, ha ottenuto in prima frazione di staffetta il suo personale, il 16 dicembre ad Anzou, 57,63. Passaggio in 29,36 ai 50 metri, Panziera che anche nei 100 comunque ha ottenuto importanti risultati e ha contribuito alla conquista del bronzo di staffetta mista proprio ai mondiali di vasca corta, ultima subacquea effettuata e quindi ultime bracciate 60,00 è il primato suo della manifestazione, tocca in 59,58. 59,58, quindi nuovo record della manifestazione. Martina Menotti 1,2,62, Martina Biasioli 1,3,40, quindi ancora una grandissima prestazione. Grazie davvero per essere stata con noi in queste 2 giornate, Margherita Panziero.